È importante essere qui innanzitutto per onorare un invito che ci è stato rivolto, avendo la Federazione avuto modo di visionare la nostra ultima manifestazione, l'Expo del Turismo Culturale, che ormai è giunta alla quarta edizione in associazione con la Regione Autonoma della Sardegna e che costituisce un momento di confronto e anche di presentazione di tutte le strutture che operano nel campo turistico. La Fondazione Barumini ormai è riconosciuta unanimemente come l'entità in Sardegna più grossa, tale da essere definita anche un'azienda con la sua organizzazione molto ampia di circa 50 dipendenti e un consiglio di amministrazione che gestisce appunto i 3 siti, quello del Sunuraji, il principale, quello della Casa Zapata, museo archeologico, e poi un centro servizi che costituisce anche un centro congressi ma anche un centro espositivo di mostre permanenti e temporanee. La cultura ormai in Sardegna sta acquisendo un elemento prioritario in termini anche di incremento di visitatori, più di quanti già non ne conti soprattutto nel settore turistico balneare e quant'altro. Quindi ci si è accorti che i poli museali, ma anche quelli dei beni più principali, come possono essere i nuraghi, il sito di Barumini è un po' l'emblema, essendo una reggia nuragica, possono creare un indotto ancora maggiore in termini di visite. Indotto che è già cresciuto notevolmente con il turismo crocieristico, che su Cagliari ormai in questi ultimi anni ha raggiunto dei numeri elevatissimi. Quest'anno raggiungeranno i 450.000 presenze con un grosso numero che appunto visita Barumini. Tra l'altro noi contiamo tra i nostri ormai circa 140.000 visitatori l'anno il 70% di visitatori stranieri, che sono quelli che costituiscono in qualche modo un volano poi di trasmissione di conoscenza di questi beni, insomma.